Senti, Renzi si è ripreso il PD in queste primarie delle quali non è fregato niente a nessuno. Ma Sì, adesso come è messo? primarie farsesche, direi. Ma perché ci frega delle primarie? È una questione interna al PD. Io non mi appassiono alle vicende interne del PD, facciano quello che vogliono. Hanno sfasciato il partito, questo lo posso dire perché l'ho visto. Hanno tentato di fare... Vittorio, non hanno sfasciato solo il partito. Hanno sfasciato anche il paese. Però che adesso mi debba preoccupare perché mancano i cerotti per sistemare le ferite dentro il PD, io insomma è una richiesta che non posso accogliere, non mi interessa. La cosa invece che deve preoccupare è c'è questa avanzata del Movimento 5 Stelle che sarà il primo partito. Ma ti preoccupa per quale motivo? Mi preoccupa perché andiamo verso il caos, nel senso Ma come che... no? Reddito di inclusione, dai. Per il solo fatto di respirare ti danno i soldi, Vittorio, dai. I soldi, ma i soldi sono i nostri. Te li tolgono a te, dai. Appunto, questo che mi preoccupa. Vorrei anche che non mi preoccupassi, no, ma il problema vero è un altro, è che se il Movimento 5 Stelle raggiunge il 30% dei voti nelle prossime elezioni, con chi può governare? Perché per governare devi avere poi il 51%, se no non hai la maggioranza. Per avere la maggioranza si deve associare solo con un solo partito, può costituire la maggioranza, cioè con il PD. Allora noi avremo una maggioranza costituita dal Movimento 5 Stelle Grillini con il PD. Pensa tu che miscela. E cosa viene fuori là? Viene fuori un casino, secondo me, e non vedo la possibilità che il PD si faccia società con Forza Italia, perché non ha più voti Forza Italia, non ha i voti sufficienti per arrivare al fatidico 51%. Senti, ma Berlusconi là che pensa, che briga, che fa 2000 riunioni per capire come riprendersi questo paese. Probabilmente... sono i voti che non ha più. Prima che consiglio gli daresti? Di ritirarsi dalla politica, perché non è più pane per i suoi denti. Ascolta però, anni. Devi anche capirlo. Ma sì, lo capisco, però rimane il fatto che ha 81 anni, con i guai che ha avuto, con tutti i problemi che ha dovuto superare, risolvere, non sempre riuscendoci, non è che adesso... Sai che mi hanno detto che sei incazzato per il tuo articolo dell'altro giorno in cui hai scritto che si rompe ogni 3x2? È la verità. È la verità, lui si arrabbia quando gli dici le cose come se io mica lo offendo, ma racconto quello che vedo, non è che mi invento delle fratture sue, ma poi è sfigato, è diventato anche sfigato e quindi io credo che difficilmente riuscirà a portare il partito che era al 30% e adesso è al 12% e riesca a riportarlo al 30%. Ma secondo te se prende Marina, soprattutto Marina non è una che si può prendere, Marina ha la testa sua e decide lei, ma se poi c'è la Mondadori, lascia la Mondadori per andare a fare la bischera. Beh, però Marina ha un po' il ruolo, cioè raccogliere l'eredità del padre, salva l'impero del padre. Ho capito, ma se tu votavi per Berlusconi poi arriva Marina, la gente sì, ma Marina cioè, se fosse cretina allora uno dice... No, ma non sto dicendo No, ma ti sto dicendo, c'ha una sua personalità anche bella forte, mi sa che è più ma la cattiva del politica padre. cosa c'entra con la politica? Uno non è che si può improvvisare chirurgo, ma non ti puoi improvvisare neanche politico. Però scusa, se scende in campo Marina, butta via tutti quei cretini che ha lasciato dentro il padre nel partito, perché è pieno di poveretti, non tutti, ma una buona... non tutti, ma insomma, una parte mi vengono una serie di nomi, ma lasciamo stare. Arriva Marina, butta via tutti quei vecchi cretini che ormai funzionano solo in televisione, quando la sedia gli arriva all'altezza giusta, e tutto. E cosa succede? E fa un altro miracolo. Fa rivivere il sogno del padre. Manager, ma non ci credo. Donna bella spigliata, dura al punto giusto, senza vizi, senza tentazioni, arriva Marina io e via. Ho tanti vizi, ma mica vengo a raccontarli a te, no? Forse capito, anche Marina ne avrà qualcuno, no? Mi auguro che abbia qualche vizio. Spero che io sia una vita noiosa là con quei 4 libri. Mamma mia, che roba. Ecco, arriva Marina, rifonda il tutto con un programma serio, convincente, credibile. Tu che fai? Sì, ma se invece di Marina arriva un'Alpina, uguale. Ma no, non ti piace?
Ma no, non mi sembra che in politica valgano le regole della successione, nel senso, non è una monarchia, dice muore il re, mettiamo suo figlio, non è così, muore politicamente, si intende. È ovvio. Anche perché Berlusconi, quello secondo me ci seppellisce tutti e ci due. vorrebbe un altro leader, non è che per forza deve essere sua figlia. Ma chi c'è in giro? Non lo so, ma ad esempio io non sapevo neanche che esistesse Macron, no? Ah, l'hanno inventato. Non lo so, ma no, faceva già il ministro, però non è che avesse una fama. Era diventato famoso perché ha sposato una donna di 24 anni più vecchia di lui. Cosa pensi? Cosa che a me non interessa perché ognuno va con chi vuole. Ecco, no, assolutamente, però in linea generale, visto che siamo nella fase cazzeggio, quasi alla fine, cosa pensi di uno che va con una donna molto più vecchia di lui? Ma penso la stessa cosa degli uomini di 70 anni che ne sposano una di 30, cioè non cambia niente, perché se riconosciamo che gli uomini e le donne sono uguali, ci sono le pari opportunità ed è giusto che ci siano, se il fenomeno quello di sposare una persona più anziana ci scandalizza, se è una donna la vecchietta che si sposa il giovane, ci deve essere reciprocità, quindi io non mi scandalizzo, non mi interessa niente, poi piace a lui, scusa. Io preferisco roba più fresca. Insomma. Però ognuno fa quello che vuole. Abbiamo superato il periodo degli scandali. Ma per l'amor di Dio, mi sembrano stupidaggini. Certo, comunque incuriosisce, questo è fuori discussione. Anche perché era la sua professoressa, fosse successo in America lo mettevano in galera, perché lui aveva 15 anni quando hanno cominciato a pomiciare e lei ne aveva, che so io, 39. Pomiciare non lo sentivo dagli anni 80. Sì, è un linguaggio un po' desueto. No, ma ci sta. Sì. Comunque. Non hanno cominciato proprio subito sul materasso, credo. Non lo so. Senti, ma 15 anni. Insomma. In Italia adesso, se si andasse a votare domani, tu voti, non voti, stai a casa, io telefonti? Voterei Salvini. Voteresti Salvini? Sì, voterei Salvini. Lo dico perché è quello che interpreta nel modo magari anche un po' sgangherato, ma dei sentimenti che proviamo tutti. Mi riferisco specialmente all'euro, all'Europa e all'immigrazione, che è un problema, non è un problema, è un problemone. La Meloni no? No, sai, il Meloni è romana, quindi a me piace la Meloni, però rappresenta una realtà che non mi è vicina, che è quella di Roma. Io vado spesso a Roma, ma mamma mia, non ne ho la mentalità. Io quando arrivo voglio tornare. Sì, non abbiamo la mentalità. Ti danno l'appuntamento alle 10, si presentano a mezzogiorno. Vabbè che anch'io oggi ho ritardato, ma ti danno hai avvertito. Sì, ecco, si presentano a mezzogiorno ed è tutto normale. Ma no, allora ci vediamo a una certa ora, ti dicono. Hanno una mentalità che non ci appartiene, che continua, che appunto, li ha mandati avanti. Per quello che io sono più vicino a Salvini, che parla come me, ha le mie stesse idee, non su tutto, intendiamoci, però diciamo che mi è più vicino sicuramente Salvini che non a Meloni, che non Berlusconi. Va bene, allora facciamo mi ha un po' deluso negli anni, adesso non ce l'ho con lui, anzi io ho dei motivi di gratitudine, però insomma di gratitudine, però hai lavorato per lui, però non è che ti ha dato i soldi, uno che mi dà del lavoro, io lo ringrazio tutta la vita. Ma in cambio tu hai lavorato, gli hai fatto le copie, gli hai fatto i giornali che vendevano, e tutte queste robe qua, non è che te l'ha tirati. No. Però insomma è stato un datore di lavoro democraticissimo. Non mi ha mai rotto le scatole. Ma anch'io lavoro a media, se nessuno mi ha mai rotto le scatole, anzi forse c'è più gente di sinistra che... Sì, hai perfettamente, conosco anch'io un po' l'ambiente, hai ragione, pazienza comunque, insomma, per uno di Milano, lombardo e anche... E poi c'è un'altra cosa della Lega che mi piace, il fatto che si stia dando da fare per il referendum sull'autonomia sia del Veneto sia della Lombardia. Là abbiamo già capito che bisogna votare sì. Io voto sì, certo, tu voti sì, io voglio l'autonomia. E gli altri si fottano, che ne so io. L'autonomia non significa staccarsi dalla madre patria, significa soltanto amministrare la regione con i mezzi della regione, mi sembra legittimo. Senti direttore, finita la nostra autonomia, è finito il tempo, ti ringrazio. Grazie a tutti e un saluto. E ci vediamo alla prossima.